Un saluto dallo Sport City, quarta giornata di Serie A, il Professione Casa ospita l'Eurobet Palermo. Dovidio controlla il pallone, guarda in mezzo, arriva il cross, pallone che rimane lì, D'Anversa col piattone per il vantaggio dell'Eurobet Palermo, ci pensa lui, il solito Tommaso D'Anversa, da lì non può sbagliare, allora 1-0 per l'Eurobet Palermo. Pallone in profondità, riceve Garofalo, guarda la porta, Garofalo prova il sinistro a incrociare. Calcio di punizione, Dovidio sul pallone, va lui con il sinistro, la risposta del portiere. Gioca adesso il Professione Casa, Maschietti, salta un giocatore, Maschietti, ancora Maschietti, se ne va, Maschietti semina il panico, ma però incrocia male. Attenzione al contropiede, Dovidio, l'appoggio per Angele, tutto solo al limite dell'area, va Angele con il piattone, ritrova il vantaggio, l'Eurobet Palermo, il gol del numero 22, servito bene da Dovidio, ma qui la difesa del Professione Casa poteva fare meglio. Calcio d'angolo battuto corto per Pistone, Pistone si accentra, pallone sul destro, prova lui la risposta di Caperchi. Attacca adesso l'Eurobet Palermo, D'Anversa difende bene la sfera, guarda la porta, ancora la finta di D'Anversa, se ne va via bene, poi incrocia con il sinistro per un pelo. Professione Casa alla caccia del pareggio, non manca tanto al termine del match, out di sinistra, l'appoggio per Nardi, ancora lui, punta l'uomo, Nardi se ne va, il palo. Rimessa laterale battuta adesso, il controllo con il fisico, pallone recuperato, ma non basta il tempo allo Sport City, triplice fischio, l'Eurobet Palermo trova la terza vittoria in campionato. Bella squadra quella che ci abbiamo di fronte, però magari il pareggio non era forse il risultato più buono, forse quello più giusto. E niente, è una partita decisa a episodi, abbiamo preso il palo all'ultimo secondo, se entrava parlavamo dell'altra partita. Vittoria importantissima, una partita è stata equilibrata, davanti avevamo una compagine molto organizzata. Gli episodi, come ha detto prima il capitano, sono stati sfavorevoli per loro, un po' di fortuna dalla nostra ogni tanto ci vuole, per fortuna è finita così col palo all'ultimo. 3 punti importantissimi.